Questa è la palazzina che volge di fronte all'abitazione dove stanotte poteva accadere una strage. Come potete vedere sono saltate le persiane, alcune sono a terra. I signori che abitano in questa casa all'improvviso sono stati svegliati dalla deflagrazione. Fortunatamente non ci sono stati né morti e solo qualche ferito lieve. Lì stavamo dormendo nella stanza lì, il gran botto ci ha svegliato praticamente. Dopo abbiamo visto le serrande lì. Questa è la deflagrazione della casa di fronte che ha fatto... La serranda se n'è venuta. Questa così e l'altro pezzo praticamente è andato a terra. Guardi la cosa lì. Il serramento si è spaccato tutto lì, sotto e sopra. E la stessa cosa nelle stanze da letto. E quando siamo usciti era tutto un polverone enorme, una cosa che non si riusciva a distinguere cosa succedesse, cosa stesse succedendo. Negli occhi si scorge ancora la paura di quello che è accaduto la notte scorsa in via Bilancia, nel cuore di Bibbione. L'esplosione ha fatto uscire tutti dagli appartamenti che sorgono attorno alla palazzina coinvolta dalla fuga di gas. Persiane distrutte, vetri infranti, macchine colpite da schegge. Poteva finire molto male. In questo stabile, che dista meno di una cinquantina di metri da dove c'è stata la fuga di gas, l'esplosione ha spostato i pilastri del palazzo, come ci raccontano. Però, come si può vedere, c'è stato uno spostamento completo di questo finestrone. Sì, esatto, con quei piastroni di portata.